C'è grande fibrillazione in seno all'Unione ex allievi di Agrigento del presidente emerito Calogero Patti. L'agrigentino Monsignor Cognata infatti ha ricevuto il consenso di Papa Francesco per l'apertura della causa di beatificazione del vescovo martire di Bova, fondatore dell'Istituto delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Giuseppe Cognata nacque a Girgenti il 14 ottobre del 1885 da famiglia benestante. Il padre Vitale era un brillante avvocato, mentre il nonno paterno, Giuseppe, fu un medico e senatore del Regno d'Italia, entrambi iscritti alla massoneria e anticlericali, i quali cercarono di ostacolare in ogni modo la vocazione del piccolo Giuseppe. La madre, Rosa Montana, fu invece donna aristocratica ma molto religiosa, sicché, accortasi della precoce vocazione del figlio, riuscì a farlo iscrivere presso il collegio San Basilio di Randazzo, in provincia di Catania, primo istituto dei Salesiani in Sicilia, quando il piccolo Giuseppe aveva appena 12 anni. Il 16 marzo 1933 Papa Pio XI lo nominò vescovo di Bova, mentre dal 1986 diventò arcidiocesi di Reggio Calabria. Aveva solo 48 anni, Cognata volle vedere di persona le condizioni miserevoli di vita dei suoi fedeli e sopra un mulo si recò nei diversi paesini montani della sua diocesi, sui monti di Bova o nelle valli della Mentolea, per confortare, conoscere e capire come migliorare le cose concretamente. Chiese consiglio all'arcivescovo di Reggio Calabria, Monsignor Carmelo Puglia, e così tre giovani ragazzi desiderosi di seguire la vita consacrata all'ideale salesiano divennero l'8 dicembre del 1933 le prime suore della congregazione salesiana Oblate del Sacro Cuore. Questo istituto religioso si specializzò ben presto nella educazione dei bambini e all'assistenza dei poveri, tant'è che crebbero velocemente diverse vocazioni e furono fondate in breve tempo altre case in Calabria, Sicilia e nel Lazio. Le suore salesiane si dedicano all'educazione cristiana della gioventù, gestiscono asili, scuole, oratorie e laboratori. Oltre che in Italia sono presenti in Bolivia e Perù, mentre la sede è generalizia e si trova a Tivoli. In tutto il mondo le Salesiane Oblate del Sacro Cuore di Gesù gestiscono una settantina di case.